Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. Come ogni nostra destinazione, il posto che oggi stiamo per raggiungere davvero stupisce. È poco conosciuto ai più ed è un lago di acque cristalline nascosto, perché è davvero nascosto, tra i paesini della pianura padana, con ville come queste alle mie spalle. Mi trovo infatti davanti a Villa Cappello Morosini, siamo Cartigliano, da qui passeremo i paesini di Friola e Belvedere per poi arrivare a un lago chiamato dai locali Busa di Giareta, che si trova a Camazzole. Eccoci a Friola. Stiamo quasi arrivando a Camazzole, che è in provincia di Padova. Qui c'è la prima indicazione, cioè Google Maps sbaglia, il lago è a 1000 metri da quella parte. E dopo più di 1000 metri di impenetrabile giungla di mais, si arriva nuovamente alla civiltà. Allora, per arrivare impostate nel navigatore Officina Diesel SRL, che è questa, e la strada è quella. Allora, la prima parte del sentiero è abbastanza coperta, nel senso che c'è ombra generata dagli alberi tutto intorno. Ci troviamo a destra del fiume Brenta che scorre qui, poi andremo a vederlo, ma si sente già l'acqua. Ecco il magico Brenta. Quando arrivate qui siete appena partiti. Ecco, nel mentre questa è la seconda parte del sentiero dove si apre un po' tutto. Qui ci sono dei campi che sicuramente verranno coltivati. Stiamo arrivando a questo laghetto di cui volevo parlarvi un pochino. Si chiama laghetto di Camazzole, ma nella lingua del posto, cioè in Veneto, è Busa di Giareta. Perché Busa di Giareta? Perché in Veneto Busa di Giareta significa buca di ghiaia. Ed infatti questo racconta davvero la storia di questo lago. Perché? Perché è stato creato artificialmente. Hanno scavato molto, hanno formato questo enorme buco, appunto prelevando la ghiaia, e questo buco poi si è riempito d'acqua e ha formato questo laghetto. L'acqua è abbastanza cristallina proprio perché viene dalla falda e quindi è relativamente pulita, diciamo. Quando arriverete a questo bivio dove c'è questa struttura in disuso di 5 piani, girate a destra. Infatti troverete questi cartelli che non indicano il lago, non si sa perché non hanno messo dei cartelli che indicano che qui c'è il lago. Comunque sì, questa è la strada e non manca molto da qui, saranno circa altri 5 minuti, anzi già si vede dal fondo. Allora, qui dove c'è questo ponte, il primo posto segreto è direttamente qui sulla destra. Allora bisogna stare un po' attenti alla discesa qui. Da qui mi sembra di essere in un mondo parallelo. Qui l'acqua è così limpida che i colori sembrano quasi tropicali. Ecco, mi sembra di essere stato catapultato da un'altra parte del mondo. Con quest'acqua di sicuro mi faccio un tuffo. E dopo un refrigerio quasi obbligatorio, il sentiero che costeggia il lago procede tra vegetazione a volte incolta, a volte sempre incolta. Qui c'è lo stagno, un piccolo stagno. sono piacevolmente colpito dal fatto che qui non c'è nessuno. È una zona naturale dove non c'è molta gente e dove gli uccelli qui sembrano sentirsi a proprio agio, anzi credo che sia un luogo perfetto sia per la nidificazione che per il birdwatching. Volevo far vedere anche l'altra parte della medaglia, cioè tutte le immondizie abbandonate qui. Se venite, bellissimo, è un lago bellissimo, ma magari portatevi a casa tutte queste cose. Il laghetto di Camazzole è senza alcun dubbio una perla bellissima e ancora nascosta. Ora che lo conoscete anche voi, mi raccomando, rispettatelo. E se vi piacciono mete come queste, seguite il canale.